Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Buonasera, bentornati ad Aftermatch. Evaporano probabilmente le ultime speranze di rimonta del Lecco nel pomeriggio del Riga Monticeppi. Ne parliamo con Benetta Panzeri. Ciao Benny. Ciao Stefano e ciao a tutti. Contro il Venezia, sì, una delle big del campionato, ma c'è un po' di amarezza, un po' forse un eufemismo, perché oggi il Lecco ha giocato una grande partita, quantomeno per 60 minuti, tenendo un po', diciamo, sotto scacco una formazione così quotata come quella dei lagunari. Poi però il solito errore difensivo e la partita, Benny, è cambiata. Però avevamo visto davvero una squadra diversa, come avevamo visto anche nelle ultime settimane grazie a Malgrati. Sì, è vero, un grande Lecco oggi, soprattutto come hai detto tu nella prima ora di gioco. Poi chiaramente anche il Venezia è uscito, prima invece non aveva mai messo in difficoltà il Lecco sostanzialmente. Un Lecco che ha dimostrato innanzitutto tanto cuore, secondo me, tanta voglia di lottare, quello che in pratica aveva chiesto Malgrati, perché comunque quando è tornato, anzi non è arrivato, sapeva che la situazione comunque era già di per sé molto complicata. Appunto il Lecco poi ha messo in campo secondo me anche tutte le qualità che aveva. Malgrati ancora una volta si è affidato ai suoi fedelissimi, non ha cambiato e appunto fino al 60° almeno ha avuto comunque le risposte che cercava. Anche con un grandissimo gol di Buso che sì, probabilmente ha realizzato uno dei gol più belli del campionato. Sì, magari non del campionato proprio in senso stretto, ma del Lecco, della stagione del Lecco sicuramente, direi. Però sì, secondo me entra nella galleria. Sì, certo, 10, può entrare sicuramente tra i migliori, un gol da cineteca assolutamente, quindi un gol da rivedere che farà piacere sempre rivedere, credo, al di là di come finirà. Giocatore affranti alla fine della partita, come forse in rare altre volte si era visto durante il campionato. Questo dimostra che ancora alla vigilia di una partita così importante e, se vogliamo, anche di uno snodo fondamentale tra Venezia e Parma, due big, ci credeva ancora la squadra, ci credevano i ragazzi. Sì, secondo me c'era un po' questa sensazione, chiaro, la consapevolezza di trovarsi di fronte a una montagna altissima da scalare, ma comunque appunto con la voglia, ripeto, come aveva chiesto anche Malgrati, di lottare, di provarci davvero fino alla fine. Ricordo bene, lo aveva detto anche Buso stesso qualche settimana fa, proprio la voglia di provarci almeno fino alla fine, di restare aggrappati a tutte le speranze che c'erano. E appunto oggi credo che tutti i tifosi blucelesti, quelli che erano allo stadio, quelli che hanno seguito il Lecco da casa, hanno creduto che questa partita si potesse vincere. Poi purtroppo i sogni si sono infranti di fronte a quel gol di Poyampalo e poi subito al gol della definitiva rimonta. Sembrava che ci potesse davvero essere un finale diverso oggi. Lecco però, come giustamente sottolinei tu, sono d'accordo, ha dato tutto, non solo ha dato tutto, anche con grande qualità, che poi è il rammarico più grande, se vogliamo, da quando è tornato Malgrati. Si sta vedendo quella qualità di gioco, sì, anche nelle giocate sia individuali come quella di Buso, ma proprio di squadra, il modo di coprire il campo che avevamo già ammirato durante la prima gestione Malgrati Bonazzoli l'autunno scorso. Fa venire davvero un grosso rammarico, anche un po' di nervoso, diciamo chiaramente, per quello che poteva essere la stagione, con scelte a monte diverse da quelle che poi sono state fatte e che hanno tracciato una strada purtroppo balorda in questa stagione, che ha portato il Lecco poi alla serie negativa, ai cambi di allenatore con Aglietti, insomma una situazione che ha portato il Lecco poi a essere ultimo in classifica, ormai fuori dai giochi. Però chissà che cosa avranno pensato gli americani che ritornano, no? Che stanno trattando con Di Nunno, perché c'è un intermediario oggi che ha seguito la partita con il Di Nunno, quindi proseguono, questo è importante.
per progettare forse il futuro proseguono, diciamo così, i dialoghi fra le parti. Sì, i dialoghi proseguono, è una situazione che come ben sapete LCN Sport ha seguito con attenzione fin dall'inizio, diciamo, gli aggiornamenti in questo momento non ce ne sono di concreti perché la trattativa da quanto sappiamo prosegue senza sosta ma comunque tra virgolette sotto traccia, no? Quindi, ma come anche giusto e naturale che sia, anche oggi appunto non ci sono stati aggiornamenti sostanziali ma la presenza di questo intermediario che tra l'altro è un lecchese non è passata inosservata. Abbiamo condiviso anche noi una foto sui nostri profili social, la potrete vedere, appunto la sua presenza era palese sotto gli occhi di tutti, non sappiamo poi nel dettaglio come effettivamente si stanno sviluppando le cose. Cosa si staranno dicendo. Esatto, anche perché comunque c'era lui, ma c'era anche il patron, Paolo Leonardo Di Nunno, era allo stadio, ha voluto esserci, è stato come al solito nel suo terrazzino dove guarda tutti dall'alto e poi si è presentato per qualche istante anche in sala stampa nel post partita, anche lui abbastanza rassegnato, non ha parlato più di tanto, si è limitato a esprimere un po' tra sé e sé quasi alcune considerazioni, appunto poi forse è stato un po' anche frenato giustamente dai figli che c'erano, come è anche giusto che sia dopo quello che è successo negli ultimi mesi. Andiamo a sentire a proposito di sala stampa del Riga Monticeppi del post partita alcune dichiarazioni di mister Andrea Malgrati. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL e in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Sono veramente contento del calcio per quanto mi riguarda. Sono molto contento del calcio che hanno espresso. Secondo me riuscire a fare 60 minuti in quella maniera lì contro una squadra che è totalmente diversa da noi, ha parametri completamente diversi da noi, ma esprimere un calcio del genere e lottare soprattutto fino alla fine, perché non hanno mai mollato, questo non glielo si può togliere, per me è davvero tanta roba. Poi sappiamo che da qualche parte qualche errore lo facciamo, se siamo lì un motivo ci sarà, l'ho detto il primo giorno, è colpa di tutti, è colpa mia, è colpa di tutti. Se siamo lì vuol dire che qualche errore lo facciamo, se fai qualche errore contro squadre così forti, così attrezzate, è normale che lo paghi. Però gliel'ho detto a fine primo tempo, l'ho detto prima della partita, a fine partita, quello che ho detto forse penso uno dei primi giorni, che era quello di lottare fino all'ultimo, anche quando arriverà, se arriverà la matematica, continueranno, perché è comunque un fattore di crescita. Gli ho detto di non incentrare tutto il loro credo sull'obiettivo, perché penso sia un errore, perché ci sono anni in cui vinci, anni in cui retrocedi, anni in cui fai play out, anni in cui fai play off, anni che non fai niente, quindi uno non può andare dietro gli obiettivi, però uno deve mettere il suo credo, deve avere degli equilibri. Da sottolineare la curva nord oggi, perché ha offerto una coreografia, come tutto il pubblico lecchese, ancora una volta risposta davvero meravigliosa, quasi 4.000 spettatori, però la curva oggi davvero come nelle giornate migliori, anche la curva sud con alcuni tifosi del Venezia non pienissima, va detto, una 500 circa arrivati dalla laguna, però la nord oggi con la sciarpata che era stata promessa, annunciata e poi effettivamente svolta, no? Sì, un bellissimo clima fin dal momento dell'ingresso in campo delle due squadre, ma poi in tutta la partita comunque le due tifoserie si sono spesso imbeccate tra di loro, si sono fatti cori non chiaramente simpatici a vicenda, però al di là di questo si è creato veramente un bel clima secondo me allo stadio, era proprio la giornata ideale per godersi una bella partita, i tifosi del Lecco poi chiaramente come sempre speciali, hanno fatto sentire sempre la loro presenza con la sciarpata, ma in generale per tutta la partita. Alla fine hanno salutato i giocatori con un applauso
magari non condiviso proprio da tutta la curva, ma secondo me oggi si è sentito comunque l'affetto proprio della gente che ormai è consapevole di come purtroppo andrà a finire la stagione, ma allo stesso tempo oggi secondo me ha apprezzato tutto il cuore che la squadra ha messo in campo. Purtroppo poi arrivano i soliti errori tecnici a determinare il risultato, perché ancora una volta, io ho perso il conto, ma credo sia tipo la 15ª volta che subiamo un gol da calcio piazzato, in particolare da calcio d'angolo. Lì pasticciano un po' tutti, Seliak si scontra con Sersanti, ma Melgrati esce male. Sì, ma anche Malgrati, l'allenatore, in conferenza stampa ha sottolineato questo aspetto, ha detto che lì è stato un errore di tutto il reparto, poi lui tra l'altro si è preso anche colpe personali, dicendo che comunque è lui che, tra virgolette, insegna le marcature, insegna i movimenti. Lì sì, effettivamente, secondo me in questo caso ha sbagliato tutto il reparto, non si sono mossi bene, hanno lasciato completamente solo il giocatore forse più forte del Venezia. Per poi Ampalo è stato come, non so... Sì, bere un bicchiere d'acqua. Assolutamente. Sì, ma Melgrati sì, poteva fare di più, ma io in questo caso credo che tutti potessero davvero far di più. Non mi sento di attribuire tutte le colpe al portiere in questo caso. Sono d'accordo con te, anche perché poi tanti si scatenano anche nel post partita, anche i commenti che abbiamo ricevuto su Melgrati. Oh, ragazzi, Melgrati ha tenuto in piedi il risultato oggi perché poteva prendere anche 3-4 gol. Oggi secondo me è vero, lui ha avuto una stagione di forse più bassi che alti, è stato più volte messo in discussione, lo sappiamo, è stato sostituito con Saracco, poi con Lamanna, poi ha dovuto ritornare in campo lui perché Lamanna si è infortunato, però secondo me oggi ha offerto una prestazione comunque positiva, ha salvato il Lecco come hai detto tu in diverse occasioni, è vero, ha fatto quell'errore in occasione del gol, ma oggi secondo me non gli si può dire granché, ecco. E adesso spazio alle nostre rubriche, andiamo a fare un piccolo punto sulla partita a livello tattico e scopriamo a chi sarà andata la benedizione di oggi. Ma vediamo. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va sempre sorpreso, chi va preso per la gola, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. «60 minuti di grande Lecco, una partita impeccabile da parte dei giocatori di Malgrati che avevano messo in scacco il Venezia, la terza forza del campionato, grazie a una prestazione solida ma soprattutto anche brillante. Oggi era veramente un Lecco brillante, in grado di arrivare prima sul pallone rispetto agli avversari. Un Venezia che era andato in difficoltà soprattutto sull'out sinistro del Lecco, il destro difensivamente parlando del Venezia, sull'asse da Caporale fino a Buso, con Buso che era veramente in una delle sue migliori partite, giornate oggi, in grado di mettere in grande difficoltà la difesa del Venezia. L'abbiamo visto in occasione del gol del vantaggio, saltata praticamente come birilli. Poi però che cosa è successo? La solidità difensiva che si era dimostrata, si era palesata nel corso della partita per quanto riguarda le azioni, lo sviluppo di gioco, è venuta meno, come al solito, tallone d'Achille di questa squadra da calcio piazzato. Lì poi dopo è saltato un po' tutto. Dal 60esimo in avanti il Lecco ha perso totalmente fiducia, le distanze in campo, il Venezia è salito, poi la partita è cambiata. Si sono viste proprio due partite nel corso dello stesso match. Purtroppo spiace perché i progressi tattici evidenti con Malgrati nelle ultime settimane purtroppo in questo momento serviranno a poco. In Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. Oggi un gol capolavoro che ha fatto sognare il Lecco portandolo in vantaggio e facendo appunto credere a tutta la squadra di poter compiere un'impresa. Per lui l'8º stagionale, tra l'altro. Quella di Nicolò Buso è una stagione importante. L'attaccante, come tra l'altro ha detto anche Andrea Malgrati poi nel post partita, non sembra aver patito più di tanto il salto di categoria. Si è addentrato bene nelle dinamiche bluceleste, lo è sempre stato, lo è tuttora, dimostra sempre tanto cuore, tanta
voglia di lottare. Poi appunto il gol di oggi è un vero capolavoro e quindi non può essere lui l'MVP bluceleste di Lecco Venezia. Quindi oggi per il suo gol capolavoro, ma per tutto quello che dimostra ogni partita, la mia benedizione va a Nicolò Buso. Praticamente tutti i gol di oggi, Benny, si sono concentrati nel match tra Feralpi Salò e Como, 5-2, poi la sagra dello 0-0, vediamo magari in grafica. Oggi veramente non si voleva segnare. Sì, oggi, paradossalmente abbiamo visto comunque anche noi 3 gol allo stadio di Monticeppi. Per il resto sì, una giornata relativamente tranquilla da questo punto di vista. Comunque risultati ancora interessanti, anche fa rumore anche la vittoria del Cosenza ieri sera 4-0 sulla Reggiana, che tra l'altro era caduta settimana scorsa anche proprio contro il Lecco. Non aveva dato infatti una grande No, impressione. esatto, però non da subire 4 gol in casa, ecco. Però Cosenza, lo sappiamo, le squadre calabresi quest'anno sono capaci un po' di tutto, no? Nel bene e nel male. 6-0-0, io non so se ci siano molti precedenti, francamente, in Serie B, soprattutto negli ultimi anni in cui si segna parecchio, però insomma alcuni risultati deludenti, lo 0-0 della Sampdoria alla Spezia, certo derby ligure, però ci si aspettava forse qualcosa in più. Andiamo a vedere la classifica, perché Parma, Como e poi il Venezia è ancora lì, non è finita del tutto la questione per quanto riguarda i primi 2 posti che valgono la Serie A. Poi dopo sono abbastanza ben delineate le posizioni: Cremonese quarta, Catanzaro quinto, Palermo sesto, e poi c'è un gruppone che si gioca gli ultimi 2 posti validi per i playoff con Brescia, Sampdoria, Pisa, Cittadella, Südtirol. Direi che fino a Südtirol sono in lotta. Sorprendente dire Südtirol in lotta, visto che un paio di mesi fa era un contender per la salvezza fondamentalmente. Poi ci sono squadre che insomma cercano di evitare i play-out. A questo punto vedete sotto Ternana, Bari, Cosenza, e Cosenza che si avvantaggia un po', Spezia che rimane dietro. Direi che fra queste squadre, no, dovrebbe essere la lotta. Non so se l'Ascoli, che ha 34, riuscirà ancora a riagganciare un posto nei play-out. Per il Lecco insomma sì, non c'è l'aritmetica, però insomma diciamo che 10 punti da recuperare in 4 partite, quindi 12 punti rimanenti. Servirebbe una serie di miracoli che francamente è anche difficile da ipotizzare. La 35esima giornata ci sarà Parma-Lecco sabato prossimo alle ore 14 contro la capolista. A proposito di miracoli. Giusto, esatto, di montagne da scalare ce ne sarebbe subito una enorme. Per quanto riguarda le altre partite, le vedete in grafica: Sampdoria-Como sicuramente molto molto interessante, Ternana-Ascoli per quanto riguarda la lotta ai piani bassi, e poi Venezia-Cremonese, direi spareggio diretto. Se dovesse vincere il Venezia si avvantaggerebbe in maniera forse ormai definitiva, e invece la Cremonese con una vittoria potrebbe riaprire assolutamente i giochi. Sì, concordo, anche il Venezia secondo me oggi non ha rubato l'occhio comunque a Lecco, ha vinto appunto grazie alla forza anche dei singoli, secondo me, alla forza chiaramente di un gruppo che non abbiamo scoperto oggi essere forte. Il Venezia lo sapevamo, era una corazzata, però secondo me è anche giusto che se la giochi magari fino alla fine con altre squadre come appunto la Cremonese, sì, tecnici. Esatto, poi invece appunto il Como lo vediamo che forse è un pochino più continuo in questa fase, quindi più del Parma. Esatto, anche più del Parma, sì, che appunto il Lecco l'ha già battuto all'andata tra l'altro, adesso vabbè appunto quella di settimana prossima si preannuncia come una montagna altissima da scalare, anche perché tra l'altro il Parma non vede l'ora però di festeggiare comunque la promozione, sì, quindi sarà veramente una partita difficilissima per il Lecco, che però è anche giusto che vada a giocarsela anche in uno stadio prestigioso come il Tardini, quindi a cuore leggero, esatto, con la giusta leggerezza, spensieratezza, senza più nulla da perdere. Siamo in chiusura, vi salutiamo, grazie per averci seguito. Noi torneremo sabato prossimo, ma già da venerdì, con un warm-up, sì, per raccontarvi il pre-partita, e poi naturalmente le nostre trasmissioni nelle CN Stadio, ormai le conoscete, in diretta per raccontarvi Parma-Lecco, e poi after match. Ma lunedì sera non perdete l'appuntamento con il blu e il celeste. Io vi saluto, grazie per averci seguito, buona domenica. Grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima, nei prossimi giorni, e forza Lecco sempre.